Venezia rivelata fino a oggi è stata molto parca di storie di fantasmi che pure esistono e vivono in città in qualche modo, e invece questa sera voglio cominciare proprio con una storia di fantasmi che va un po' introdotta, nel senso che per parlare dei rapporti fra Venezia, quindi fra la Serenissima e la Sublime Porta, fra Venezia e l'impero ottomano, è un passaggio più o meno obbligato, è la battaglia di Lepanto. Che segnò un momento, no, fondamentale, tragico e glorioso a seconda dei punti di vista, e da lì partirei senza soffermarmi sulla battaglia ovviamente, ma su un aspetto un po' particolare, nel senso che come bottino di guerra da Lepanto Sebastiano Venier portò con sé, assieme a un sacco di tesori e così via, anche un harem di 100 ragazze. Alcuni dei pascià che combattevano sulle navi ottomane, quindi gli ammiragli della flotta turca, portavano per consuetudine sulle loro navi tutto ciò che possedevano. Nella filosofia, non so come aggettivarla, ecco, ma quantomeno curiosa, che se dovevano perire in battaglia, tutto ciò che possedevano, quindi comprese le loro donne, compreso il loro harem, doveva perire con loro. Ora, per fortuna, il destino di queste 100 ragazze fu diverso comunque, almeno per 99 di loro, e arrivarono tutte a Venezia condotte sane e salve, dove furono convertite e date in sposa a veneziani. Era questa la consuetudine, che peraltro era molto più antica, perché per esempio nel 1428 un altro harem intero viene condotto a Venezia e queste ragazze vengono ospitate, in attesa di conversione e di matrimonio, in una zona di Dorsoduro che ancora oggi reca il nome delle Turchette, il ponte e la Calle delle Turchette. Lì c'era la loro casa di accoglienza, e lì queste ragazze attesero la conversione. Alle ragazze giunte nel 1571 non andò diversamente, fu riservato lo stesso destino. Una di loro, la più bella e la più giovane, Selima Hazemi, invece aspettò, cioè le fu concesso di aspettare vista la sua giovanissima età. Ma fu nel corso di questa attesa di uno sposo adeguato che si innamorò, peraltro assolutamente ricambiata, curiosamente di un altro turco, un giovane turco, Osman, che era già convertito, e i due si promisero da quel momento in poi eterna fedeltà ed eterno amore. Osman, prima di sposarla, chiese e ottenne dalle autorità di tornare al suo paese d'origine, perché lì aveva la famiglia e desiderava comunicare questa decisione ai suoi congiunti. E i veneziani lo fecero partire sicuri, certi che lui sarebbe ritornato per impalmare il suo amore, che era davvero una ragazza bellissima. Ma passarono molte settimane senza che da Osman giungessero notizie, e Selima si ripeté più volte che il viaggio doveva essere molto lungo, e poi con il passare dei mesi iniziò a convincersi che Osman l'avesse dimenticata, e vincendo ogni resistenza fino all'ultimo baluardo, si concesse a un giovane veneziano, gli promise la mano, il figlio di un ricco mercante della zona di San Barnaba, che alla fine sposò. Come in ogni storia d'amore tragico che si rispetti, Osman ovviamente ritornò a Venezia poche settimane più tardi, e quando giunto alla casa di conversione scoprì la verità terribile per lui, che Selima si era già sposata, si era già concessa a un altro, dominò il suo dolore, non diede a vedere lo smarrimento tremendo che lo colse, ma anzi scrisse un biglietto alla ragazza chiedendole un ultimo incontro. Selima
era un po' titubante, ma alla fine decise che tutto ciò non poteva essere un male. Indossò il suo abito più bello, uscì per incontrare il suo Osman e i due scomparvero nel nulla. Fu solo qualche anno più tardi, quando nel corso di alcuni lavori di rifacimento della casa di conversione, in una sottoscala, una specie di cantina abbandonata da anni, fu ritrovato uno scrigno che aperto rivelò il contenuto, che era un teschio di donna che aveva ancora una bellissima treccia nera che tutti ricordavano essere la treccia di Selima. Uno scavo rapido rivelò il resto del corpo, un corpo senza testa che vestiva ancora il bel vestito che Selima aveva indossato per quell'ultima notte. Cosa era successo? Osman, folle oramai di dolore e di gelosia, incontrò Selima e la uccise, tagliandole la testa. Dopodiché decise di portare con sé la testa come pegno tragico e terribile di questo amore malato. Ma la ragazza iniziò e continuò a perseguitarlo, finché lui si vide costretto a ritornare in città e a riporre il capo vicino al corpo, vicino al luogo dove aveva lasciato il corpo di Selima. Oggi il fantasma di Selima può essere visto vagare ancora talvolta in prossimità di Ponte delle Turchette. Lo sfregio che le attraversa la gola le impedisce di parlare e i suoi grandi occhi scuri esprimono tristezza, perché anche dopo la morte la pazzia che ha colpito il suo Osman impedisce che i due si incontrino nell'aldilà.